Ciao a tutti! Ho cominciato a pensare di usare le tecniche del fototrappolaggio per censire o per vedere quali specie di mammiferi, in particolare carnivori, girassero nella mia regione, nel Friuli centrale, soprattutto nel Friuli centrale, e già agli inizi del XXI secolo. A quell'epoca non esistevano ancora le macchinette, le fototrappole che adesso si usano normalmente, e ci si arrangiava un po' con quello che si aveva. Le prime esperienze fatte con una reflex adattata a fototrappola non mi darono i risultati sperati. Ricordo la mia prima fototrappola di questo tipo, acquistata presso le Scubla Culture di Remanzacco, era questa, una Dircam DC500, che praticamente era costituita da questa struttura molto robusta, no? In cui dentro, se possiamo vedere aprendola con questo, dentro avevamo una normalissima macchina fotografica a rollino, quindi poteva andare o foto o diapositive, in cui veniva alimentata sia da batterie all'interno della macchina fotografica, tutto il sensore poi veniva alimentato anche dalle batterie a 9 volt, ecco, si mettevano poi, si impostavano il tempo eccetera, e sinceramente una macchina che mi ha dato molte soddisfazioni, perché a comparire le macchine digitali, e la prima da me presa di questo tipo era da WildView Extreme, prima 2 poi 5 megapixel, questa sempre con il flash. Queste sono una scatoletta di queste dimensioni, ecco, un flash molto potente che compensavo con dei fogli di carta bianca, ecco. Anche qua c'erano diversi tipi di impostazioni, faceva anche video oltre che foto, funzionava con 4 batterie medie. In realtà dico funzionava, ma questa macchina ancora funziona. Ecco, qui c'era l'alloggiamento della memoria, qua c'era un massimo 2 GB, e diciamo che in estate le batterie potevano durare anche 3 settimane, quindi 3 settimane di riprese. Nel mese invernale invece durano più o meno una settimana. Comunque questo è stato un vero passo in avanti per per il fototrappolaggio digitale. Cioè IR, e questa è la Scout Guard, moltissime soddisfazioni mi ha dato questa macchinetta. Anche qua c'era l'alloggiamento per la scheda, qui le batterie, sempre acquistate tramite la Scubla di Remanzacco, e sono macchine che mi hanno dato tante soddisfazioni.